Ecco, è 11ª puntata di Che Calcio, no, 11ª stagione, seconda puntata di Che Calcio che fa, e insomma siamo arrivati alla fine di quest'anno calcistico da un punto di vista solare, ovviamente, con tutta la stagione che invece sarà molto ma molto impegnativa l'anno prossimo, pensando anche alle squadre che possono partecipare come l'Inter e la Juventus al Mondiale per club. Quindi insomma una stagione molto piena, dove ovviamente anche la questione normativa è molto importante all'interno delle stesse competizioni, sia a livello di penalità, di sanzioni, di regole in generale che vengono in qualche modo portate avanti magari a favore dello spettacolo. Insomma, di queste cose ne parleremo con un amico di Che Calcio che fa, che per la terza stagione viene a farci compagnia per un'oretta, e quindi parlare di questi temi, ma soprattutto del calcio attuale, visto che ci sono tantissimi temi da un punto di vista proprio di campo, perché ne sono successe un po' in questi ultimi giorni, in questo turno che è il 16° turno, che si conclude stasera con la partita più importante del turno, che è Lazio-Inter, quindi a ridosso proprio di due squadre che sono a ridosso del vertice della classifica, che se non fanno punti incominciano a creare un certo divario tra loro e ovviamente la vetta della classifica. Quindi a questo punto non mi resta che introdurre avvocato, consulente di atleti, allenatori, agenti di club, opinionista, docente, arbitrator. Eccolo qua, l'avvocato Angelo Cascella. Ciao Angelo. Ciao, un saluto a chi ci segue, grazie per la splendida presentazione. Grazie a te, è sempre un piacere, anche perché poi insomma sì, tu sei dentro ovviamente la normativa, e poi io che in qualche modo celo all'interno della tua figura tantissime situazioni che possono riguardare appunto le regole, le normative, insomma un po' anche il governo del calcio, no? Parlando del calcio, ma dello sport in generale, visto che poi tu hai avuto a che fare anche in passato con varie federazioni, giusto? Sì, poi ho lavorato non solo nel calcio, ma anche nel tennis, nel pentathlon ed altre discipline sportive. Poi sono stato 10 anni giudice al TAS di Losanna, che proprio in questi mesi ormai credo che tutti quanti lo abbiano conosciuto appieno con il caso Sinner. Di cui ne parleremo un po' alla fine, perché ovviamente è una situazione un po' anomala. Vabbè, insomma, ci sarebbe da discutere, perché effettivamente è una situazione un po' paradossale, no? E quindi vedremo un po'. Allora, andiamo avanti. Per ciò che riguarda lo sport, il tema era lo sport e le sue regole, no? Le regole hanno bisogno di essere in qualche modo limate, aumentate a seconda delle varie discipline. Di volta in volta vanno di pari passo con l'evoluzione dell'uomo, no? Perché in qualche modo è chiaro che le regole olimpiche del 1899 della prima Olimpiade è chiaro che sono cambiate negli anni, quindi ci sono delle regole pratiche dello sport in sé e anche delle regole che riguardano invece la normativa, intesa proprio come sicurezza dello sport, insomma. Beh, sicuramente le regole tengono conto di quella che è l'evoluzione dello sport. Pensiamo alle regole nel mondo del calcio che hanno portato, non so, dal divieto del passaggio al portiere, come negli anni passati avveniva, che spesso rallentava il gioco, a tante altre norme, l'introduzione del VAR. Sicuramente lo sport in genere ha una sua evoluzione. Nella pallavolo ci sono state tante altre introduzioni, il tie break, il punto su ogni azione e così via. La finalità di migliorare lo spettacolo non sempre si è raggiunta, però sicuramente da molti aspetti abbiamo una maggiore precisione. Pensiamo a tutti i gol che nel passato magari sono stati annullati o dati con palloni che erano magari mezzo metro all'interno della linea e non ne venivano dati. Quindi la certezza si cerca sempre di raggiungerla, fermo restando che un margine di errore è inevitabile che ci sia.
Io ho visto proprio oggi un filmato, sai, ormai sui social proliferano dei vari filmati di qualsiasi tipo, e c'era un filmato di Ronaldo, no? Il fenomeno quando era all'Inter, quindi stiamo parlando 1998, quando era nel maggior spolvero, no? Poi dopo purtroppo si è infortunato e quindi è stato un disastro dopo, però in quel periodo lì era veramente un giocatore fenomenale che andava via sempre palla al piede, falli su falli, eccetera, eccetera. Poi c'è stato un gol o stato un fallo in area che non gliel'hanno dato, non ha fischiato, e ho pensato che c'era anche una lentezza, tutto sommato lui era veloce, ma c'era anche una lentezza di gioco, quindi tutto questo per dire che il VAR in qualche modo, che è molto al centro della polemica, in realtà è un mezzo dal quale non si può più tornare indietro, perché effettivamente ti mette già, ormai è un po' diventata una forma di spettacolo, andiamo lì a guardare, anche se molti dicono rallenta il gioco, non si possono perdere tutti questi minuti, però ormai il VAR è una regola. Può tornare indietro questo concetto oppure no? Non si può più togliere, no? Ormai si va in quella direzione lì per forza, anche se Sì. fonti di discussione. Sì, anch'io ritengo che non si debba tornare indietro perché comunque lo sviluppo tecnologico aiuta. Abbiamo visto l'occhio di falco che c'è nel tennis, c'è nella pallavolo, nel basket, dove anche nell'Eurolega gli arbitri continuamente intervengono quando c'è la richiesta del VAR da parte delle squadre stesse. Quindi bisogna vedere, poi la certezza sarà difficilissima da raggiungere, ma la tecnologia offre degli strumenti atti appunto a cercare di raggiungerla. Nel tennis, per esempio, ormai hanno abolito i giudici di linea, ormai praticamente, per cui è tutto elettronicamente delimitato il campo, per cui allora, quando la palla va al di fuori delle linee previste, allora interviene tecnologicamente l'occhio di falco che modifica e blocca quelle che sono le azioni. Ecco, è forse pericoloso questo momento in cui c'è una sorta di fase di transizione, no? In cui il potere prima era assoluto dell'arbitro, con anche delle situazioni negative, pensiamo al periodo di Calciopoli, dove l'arbitro chiaramente era obbligato un po' a fischiare in una certa direzione, e poi invece in realtà adesso mantiene comunque un suo status all'interno decisionale. Cioè ci sono due situazioni, no? Quella del VAR e quella dell'arbitro. La normativa non dovrebbe in qualche modo creare una sorta di cooperazione, c'è una cooperazione che in certi momenti un po' vacilla, non è, almeno a me appare così. Tutto è perfettibile. Io non sono un amante delle polemiche che ci sono in Italia, che sono tipiche italiane, allora quando invece di parlare degli aspetti tecnici delle gare, di vedere i filmati, ci si incancrenisce continuamente a guardare le immagini, le polemiche e così via. Io preferisco il gioco ed è fisiologico che la perfezione, la certezza della mancanza di un errore sia quasi impossibile da raggiungere. Detto questo, sicuramente ci sono dei miglioramenti dall'utilizzo di questi strumenti tecnologici. Qualcuno dice che abbiano deresponsabilizzato l'arbitro, che sa che comunque può contare sull'aiuto, sull'intervento comunque del VAR. In realtà non è così, perché poi ci sono dei casi protocollati e residuali nei quali ci può essere l'intervento del VAR, quindi non è una deresponsabilizzazione, un intervento suppletivo allora quando l'arbitro è stato carente. Diciamo che c'è una possibilità di affiancare in determinati casi l'intervento dell'arbitro. Poi c'è una grande polemica sul VAR a chiamata piuttosto che il VAR libero, come Sì. per esempio accade a chiamata anche nel basket.
Quindi io mi sono trovato spesso a partite di pallavolo, di basket. Mi ricordo una gara dei playoff anni fa della squadra di Civitanova Verona, ero proprio piazzato a 3-4 metri dalla posizione in cui c'erano questi arbitri che decidevano, e quindi di fatto tu partecipavi all'esame delle numerose telecamere che alla fine fornivano con certezza o quasi, insomma, in sostanza, il responso sulla palla contesa. Ecco, senti, c'è una differenza di vedere il VAR all'estero, perché vedo che nelle partite internazionali, poi magari anche nei campionati, pensando alla Premiership, in realtà il VAR viene consultato di meno rispetto al VAR italiano. Non ci dovrebbe essere un po' un'uniformità da questo punto di vista? Certo, questo sì, penso che le regole ovviamente sono le stesse, ma è anche un'altra cosa che si riscontra è la presenza di maggior numero di fischi dell'arbitro in Italia rispetto ad altri campionati. Il solito discorso Questo sempre, no? Forse dell'intensità. questo sempre. Il calcio inglese ha sempre lasciato un po', no? L'arbitro ha sempre lasciato correre un po' il gioco a favore Esatto. del presunto spettacolo, perché dopo alla fine, vabbè, insomma, ci sono anche dei fallacci, quindi non è che... Sì, però io sono dell'avviso che spezzettare troppo il gioco renda più noioso vedere queste urla, questi ribaltamenti, queste capriole appena l'attaccante o il giocatore viene sfiorato. A me sinceramente non piacciono. Sì, certo, ovvio, quindi, però in realtà, dai, adesso se pensiamo, ci sono sempre un po' stati, però i calciatori, i funamboli, chiamiamolo così, c'era uno famoso negli anni 70 che era tale Luciano Chierugi, che era molto, molto veloce, però era anche non molto forte fisicamente, era abbastanza basso, e quindi è chiaro che si arrotava ogni volta. Poi ce ne sono state tante anche negli anni successivi, quindi mi sa che fa parte un po', però è vero, questo periodo storico mi sembra di capire che i giocatori ci marcino un po' di più, ecco, quindi al di là dei professionisti della caduta. E poi magari gli stessi giocatori, allora, quando si trovano ad affrontare impegni internazionali, allora sanno che il criterio di arbitrare è ben differente, e quindi in quelle occasioni restano in piedi. Certo, senti una cosa, adesso ci ributtiamo un attimo sull'attualità, lasciamo perdere le regole, anche se poi ogni tanto magari faremo dei rimandi. Andiamo a vedere un attimo quali sono stati appunto i risultati, quindi Empoli-Torino 0-1, Cagliari-Atalanta 0-1, Udinese-Napoli 1-3, Juventus-Venezia 2-2, Lecce-Monza 2-1, Bologna-Fiorentina 1-0, Parma-Hellas-Verona 2-3, Como Roma 2-0, Milan Genoa 0-0, stasera la partita dell'Inter. Qual è stato il risultato che in qualche modo ti ha colpito di più? Penso per esempio, non so, potrebbe essere in positivo il Napoli che va a vincere sonoramente a Udine, o il pareggio all'ultimo secondo della Juventus contro il Venezia, o il Milan stesso. Qual è il tuo Ma fra pensiero? tutte la vittoria del Verona a Parma mi ha colpito. Io vivo a Vicenza e conosco molto bene la realtà veronese. Tra l'altro avevo assistito Zanetti negli anni scorsi quando allora giocava. E, il Verona veniva da una serie di risultati negativi, non solo intesi come sconfitte, ma anche con punteggi di 5-0, 4-0, 6-0. Quindi comunque la piazza era molto nervosa. Fra i giocatori sicuramente ci saranno stati anche problemi, perché in questi casi, quando Certo. hai queste sconfitte così nette, non si giustifica diversamente. Per giorni sembrava che Paolo Zanetti fosse un dead man walking, quindi ormai vicino al Alla fine. licenziamento. Certo. Tant'è che lunedì stesso, quando c'era stata la cena sociale del Verona, lui non era neanche presente, quindi ormai sembrava una realtà imbarcata. E invece poi, ancora una volta, devo dare atto che la scelta di un grandissimo direttore sportivo quale Sean Sogliano
è stata quella di confermarlo, e non è sicuramente che la scelta sia stata dovuta al fatto che non avevano altri allenatori o non volevano investire altre somme. Basti pensare che si era anche fatto il nome di Bocchetti, che 2 anni fa salvò il Verona e che ancora a libro paga dell'Hellas stessa, e quindi non è successo nulla. Si era parlato anche di San Marco, allenatore attuale della Primavera, quindi non erano situazioni che avrebbero comportato ulteriori sborsi, però evidentemente si è ritenuto, Sogliano ha ritenuto che il lavoro di Zanetti fatto comunque fosse stato buono rispetto al materiale, e questo penso che possa aver messo spalle al muro i giocatori, i quali hanno probabilmente dato il massimo delle proprie possibilità, e vincere contro una concorrente diretta è sempre importante. Beh, insomma, ha rimpallato le problematiche dal Verona, anche se poi ancora compromessa, allo stesso Parma, che sta scendendo, ha perso la settimana precedente con l'Inter, quindi insomma 2 sconfitte consecutive. Vabbè, questo è per ciò che riguarda il risultato, no? Quindi entriamo nei 2 temi caldi, no? I 2 temi caldi sono quelli che riguardano le 2 grandi squadre, diciamo, del trittico, il più importante delle squadre italiane, senza nulla togliere a Napoli, Lazio, Roma, Fiorentina, Bologna, eccetera, eccetera, però effettivamente il momento storico del Milan e della Juventus insomma non è dei migliori, e soprattutto quello del Milan, perché la Juventus tutto sommato è ancora imbattuta. Ha fatto dei pareggi che, se fossero stati 2 o 3 vittorie invece col gollettino un po' all'Allegri dell'anno scorso, sarebbe stata a ridosso, o se non anche in testa alla classifica. Cosa pensi invece della situazione di Fonseca, no? Penso a un allenatore che in questo momento ha esternato, e a me è dato veramente, mi ha fatto ricordare il Lippi a Reggio Calabria nell'anno dell'esonero, come per dire, quello fu una situazione veramente molto anomala, e mi fermo qui, perché consegnare la squadra al proprio presidente alla prima partita del campionato, dopo che non puoi più porre rimedio, vuol dire annullare un po' la stagione. In questo caso invece Fonseca si è appalesato una certa situazione, e sembra che la società lo lasci fare senza intervenire. Qual è il tuo pensiero in questo trittico ambiente della società, l'ambiente dei giocatori e l'entourage di Fonseca, insomma, Fonseca stesso? Ma la reazione degli spettatori e dei tifosi ieri nel post partita credo sia esaustiva. Loro hanno attaccato in primis la società, e la società che proprio ieri, che festeggiava i 125 anni, non c'era il presidente. Il direttore, anzi il consulente Ibrahimovic non è neanche il direttore sportivo piuttosto che generale, quindi dovrebbe fornire delle consulenze, laddove invece poi dichiara ai media che è lui che decide, che è lui che è ciò che è l'uomo più importante della società. Manca, a mio avviso, quella figura che per esempio all'interno dell'Inter viene individuata in Marotta, che non sia soltanto un parafulmine, ma che detti quelle che sono le linee. Ormai, come tu ben sai, come tu hai detto anche prima, l'aspetto della comunicazione è fondamentale. E allora chi è che comunica all'esterno quelle che sono le scelte societarie? Chi le assume le scelte societarie? I tifosi se la sono presi con la società. Poi, detto questo, sicuramente già dal primo momento della sua scelta Fonseca è stato ritenuto non un allenatore di primissimo piano. Però molte scelte che ha fatto in questi mesi, per esempio anche il polso duro con Leao, ora sembra che si stia risolvendo appunto in suo favore. Cioè lui ha fatto nei giorni scorsi, al termine dell'ultima partita di Champions, ha fatto delle dichiarazioni fortissime sul fatto che all'interno della squadra ci siano dei giocatori che non lo ascoltino. Quindi ha dato spazio ai giovani. Chiaramente una piazza come Milano non può pensare di andare avanti con i giovani, però
abbiamo visto che molte scelte, in primis quelle di mercato, perché pensiamo a giocatori tipo Pavlovic che non sta giocando mai, sono state comunque delle scelte costose. Altre scelte sono buone, ottime, tipo Fofana. Su Morata è un ottimo giocatore, però mi permetto di dire che, a parte il fatto che è sempre infortunato, non è quel giocatore alla Giroud che forse era un giocatore ideale in una società come, in una squadra come il Milan, come ha dimostrato in questi anni. Quindi ci sono, penso, più responsabilità ripartite in primis a carico della società e poi a seguire anche dei giocatori stessi. Senti, ma Fonseca, che appunto esterna dopo la partita, effettivamente ha giocato male, no, quella partita, non è della serie appunto di quelli allenatori, ma anche altri dirigenti che hanno sempre detto, magari come dei luoghi comuni, anche banali, i panni sporchi si lavano in famiglia. Invece i panni sporchi li ha messi in piazza. E quindi sembra quasi come per dire: guardate che io qua dentro non è un grandissimo ambiente, io sto cercando di mettere a posto le cose e sembra di volersi autoassolvere. E dall'altra parte invece c'è un dirigente, appunto, che non è un dirigente direttamente sportivo, come dici tu, è un consulente della proprietà, che non parla. Quindi il fatto di non parlare probabilmente non acquieta una piazza, anzi non fa altro che arrabbiare, no? Specie poi quello che ha rappresentato Ibrahimovic per questo Milan nell'ultimo periodo quando giocava. Quindi sta perdendo proprio credibilità. È stranissima questa situazione, no? E poi lo stesso aggiungo il discorso di Fonseca, che in qualche modo delegittima alcuni giocatori, perché c'è un rapporto molto duro nei confronti di Teo Hernandez, che è un bene della società, in qualche modo fa capire che o dei giochi sono già fatti per l'anno prossimo, magari lo vendono, va via, oppure c'è un deprezzamento. La società dovrebbe anche dire: guardate che è un nostro capitale, bisogna cercare di raggiungere un compromesso perlomeno. Qual è il tuo pensiero? Cioè, sulla figura di non lavare, appunto, la figura di Ibrahimovic, di non lavare i panni sporchi, ma al tempo stesso di dare anche delle spiegazioni. Beh, sai, dal di fuori non è facile. Sicuramente avrà parlato tanto a lungo. Io ricordo anche l'episodio di Roma contro la Lazio, nel quale i due erano per la prima volta stati messi in panchina, non erano entrati nella squadra iniziale, sono entrati a partite iniziate e poi c'era stata quell'interruzione per consentire di bere qualcosa, faceva molto caldo, era fine agosto. E tutti quanti i giocatori erano vicini all'allenatore e loro due erano entrati 10 minuti prima, erano ben lungi dall'avvicinarsi alla cosa. Quindi e quella ovviamente non era stata non era stato il primo episodio, perché per essere stati già allora messi fuori vuol dire che c'era già successo qualcosa che magari noi non sappiamo. Sicuramente la resa in campo è stata inferiore alle attese da parte di tutti e due, ma soprattutto, a mio avviso, di Teo Hernandez, perché quando ha giocato ha reso davvero pochissimo. Stessa cosa mi pare che lo stesso Tomori che stia venendo meno, ed era un giocatore che a inizio campionato lo si dava come centrale sicuro, come è stato negli ultimi anni. Io penso che sicuramente ci sia da parte dei giocatori una resa inferiore alle attese, però capisco anche il tuo ragionamento, è un capitale sociale, però bisogna vedere se nella loro resa inferiore alle attese diano un apporto al capitale sociale o finiscano per danneggiare la squadra. Sì, appunto, a questo punto qua è un interrogativo importante. Vabbè, staremo a vedere. Quindi domando un allenatore, per esempio, che in questo momento qua è fuori dai giochi ed è Allegri, potrebbe essere un allenatore giusto. Io lo vedrei molto bene lì, perché rimette a posto le cose, secondo me. Quindi Storicamente i cavalli di ritorno non portano tanto bene. Abbiamo visto per Sacchi, abbiamo visto per lo stesso altri
no, c'era stato Lippi alla Juventus, cioè, non è che portino bene, perché poi rischiano di bruciare ciò che hanno fatto in passato. E poi è chiaro che quando si è individuato un allenatore, si parlava a suo tempo anche di Conte, che si era quasi offerto al Milan, però sembrava che Ibrahimovic o forse la società fossero contrari alla presenza di un allenatore manager di forte personalità. Quindi hanno cercato forse una via di mezzo, che in realtà poi alla fine si è ritrovato a dover fare anche lì il manager senza averne forse le capacità. Sì, probabilmente sarebbe andato in rotta di collisione con Ibrahimovic, probabilmente. È probabile questo discorso, però magari anche avrebbe richiesto dei giocatori che forse in questo momento storico non può permettersi il Milan di acquistare. Quindi anche se io credo che proprio a prescindere dalla figura tecnica, perché poi alla fine la squadra che ha fatto, a mio avviso, Ibrahimovic è comunque fortissima, i giocatori ci sono, comprese delle riserve, perché se noi pensiamo che in panchina c'è Okafor, che era un titolare della nazionale svizzera che ci ha eliminato, Chukwueze, che gioca nella nazionale della Nigeria, è titolare, in Spagna giocava benissimo. A centrocampo hai Loftus-Cheek, certo, Fofanassi, si parlava anche delle panchine, cioè hai una squadra che è fortissima, quindi a mio avviso dei giocatori tipo Maignan, che è il mio portiere del campionato, Leao 2 anni fa è stato il mio giocatore del campionato, quindi hai una squadra che è di per sé fortissima, però che rende molto meno di quelle che sono le sue possibilità. Secondo me manca una figura, un Marotta, perché è lui che fa muovere il circo mediatico che sta intorno alla squadra. Quindi il coordinatore è colui che dirige tutto quanto, sia nella parte tecnica che economica e societaria. Sì, diciamo che quando ci sono i risultati nel calcio va tutto bene. Infatti io che penso all'Inter, ovviamente in questo momento qua storico va tutto bene, baci e abbracci, non sappiamo se dopo le cose dovessero andare male, come va a finire. Sì, però i risultati non sono a caso, i risultati sono una conseguenza di una corretta programmazione. Con tutte le critiche rivolte ai cinesi in questi anni, mi ricordo nell'anno stesso dello scudetto di Conte, sembrava che non si arrivasse a fine campionato pieno di debiti e quant'altro. Cioè alla fine i cinesi, pur nella crisi che ha attanagliato a livello personale l'azienda appunto di Suning, però sono riusciti con operazioni corrette, rivendendo con player trading, quindi hanno fatto operazioni importanti. Lo stesso Lukaku è stato pagato a 70 e rivenduto a 130 con un anno di ammortizzamento, quindi è importante che le squadre siano fatte bene, gestite ancora meglio, perché poi il risultato tecnico riflette quello che è la scelta societaria. Tra parentesi, Marotta ad aprile di quest'anno disse che, parlando appunto, ormai lo scudetto lo stava andando a vincere l'Inter, siamo appena a neanche metà del nostro percorso, quindi vuol dire che c'è una progressione di tante situazioni che sono appunto extra campo, che riguardano anche magari il reparto, ovviamente sponsorizzazioni, no? Riguarda la crescita della squadra a livello economico, visto poi i momenti difficili di quest'ultimo periodo. Quindi insomma c'è una crescita, c'è un progetto, quindi questo che tu stai dicendo, mentre invece dall'altra parte il progetto è un po' zoppicante e i tifosi del Milan l'hanno avvertito. Senti, dall'altra parte, nelle tue parole io rinvengo anche una sorta di monito a non accontentarsi, perché siamo a metà del cammino, perché probabilmente l'Inter era la squadra, se non la più forte, comunque ha ottenuto 3 secondi posti oltre 2 scudetti negli ultimi 5 anni. Probabilmente lo scudetto perso col Milan, a vantaggio del Milan, l'Inter lo ha buttato via, e quello col Napoli, il Napoli ha fatto un'annata straordinaria,
è coincisa con l'anno in cui l'Inter poi ha perso quelle sue 12-13 partite di campionato, concentrandosi sulla Champions League in cui è arrivata in finale. Quindi ci sono tutta una serie di aspetti importanti, ma sempre tutto parte da una gestione societaria importante, nella quale l'Inter alla fine, in buona sostanza, negli ultimi anni non ha fatto un grosso mercato. Rispetto ai 200 milioni della Juve, i 150 di Napoli, Roma e poco meno del Milan, l'Inter ha preso solo dei panchinari in questi ultimi anni. Sì, è vero, quindi alla fine quella, anche perché poi era un po' obbligata, era ovviamente obbligata, quindi si vede che certe volte con il discorso avendo poche possibilità l'intelligenza e l'arguzia vengono favorite, bisogna spremere le meningi e avere fortuna. Poi vabbè, stiamo parlando ovviamente di Marotta, che è un talent scout, un direttore sportivo di lunga data, che quindi conosce il calcio, i giocatori, poi pensando a Bacin, ad Ausil, insomma, quello che ci sta dietro. Senti, il mondiale per club a me in qualche modo galvanizza, non so come mai, ma a me quella competizione a livello mondiale che viene da tutti i continenti mi piace moltissimo. È stata molto criticata del fatto anche che magari non potesse stare in piedi da un punto di vista economico, ma al di là della questione economica, che dopo alla fine elargirà a tutte le squadre comunque dei bei soldarelli, il fatto di poter arrivare, non dico andarla a vincere, ma almeno tra le prime 4 fare le semifinali, io veramente auspicherei per anche una questione di brand Inter a livello internazionale. Sì, bisogna vedere ora, questa è la prima volta, per cui ci sono 1000 incognite rispetto a quelle che erano le cifre iniziali anche di diritti televisivi, di sponsor, cioè praticamente si è un quarto di quello che è stato ottenuto, per cui ci sono delle incognite legate al momento della stagione in cui avviene, saranno i giocatori molto stanchi e poi sicuramente riverberà i propri effetti sulla stagione successiva. Certo. Esatto, la FIFA ha dovuto anche emanare delle regole ad hoc per consentire una sorta di finestra di campionato per il mercato delle squadre stesse, perché poi un po' come quando c'è stato l'anno di Covid in cui l'Inter alla ripresa del campionato è arrivato in finale di Europa League, persa poi 3-2 con il Siviglia. In quel periodo c'erano state ad agosto le finali che si erano fatte in un luogo con 8 squadre in Champions League e in Europa League, e quindi queste partite erano al termine della stagione regolare, che si conclude normalmente, lo diciamo a vantaggio di chi ci ascolta, inizia la stagione sportiva il 1° luglio di ogni anno e termina il 30 giugno, per cui in buona sostanza i giocatori al termine di queste gare furono disputate ad agosto e altrettanto sarà nell'occasione del mondiale, in cui saranno al termine della stagione, quindi si porrà un problema appunto di consentire a costoro di giocare e con il rischio che magari poi dopo possono avere infortuni o comunque situazioni che influiscano sulla propria posizione contrattuale. Questo è giusto, è da pensare da questo punto di vista. Sì, e poi vabbè, comunque anche dal punto di vista pratico, le vacanze, la preparazione dell'anno successivo, le squadre, il calciomercato, le squadre che devono partire con una nuova guida tecnica che quindi deve essere provata in campo, insomma non sarà facilissimo, insomma è un anno molto compresso. Parliamo invece della Juventus, no? Abbiamo detto, l'abbiamo un po' accennato, faccio vedere questo giocatore che è un po' una sorta di croce delizia. Qui sta indicando la curva dopo aver segnato il rigore contro il Venezia nel pareggio dell'altro giorno allo Juventus Stadium, e c'è questo rapporto sempre difficile con la curva. Lo stile Juventus mi sembra che in qualche modo sia andato un po' perso, no? Una volta non esistevano questi episodi, venivano subito richiamati i giocatori, no? Venivano magari messi anche in disparte, no? Mi ricordo una dichiarazione una volta di Di Livio
non mi ricordo che arrivò a tardi a un allenamento, Moggi lo mise fuori, ma anche negli anni precedenti, insomma c'era sempre una sorta di aplomb e di rigidità nelle logiche. Vlahovic è stato, penso, ricondotto, ha detto faccio pace con la curva, con una dichiarazione, però probabilmente qualcosa rimane sotto. Pare che esista anche un problema, ho letto oggi, tra Vlahovic e un tifoso che lo ha in qualche modo apostrofato e minacciato di morte. Adesso sta indagando la Digos riguardo a questo. È mai possibile che, parlando di regole, in qualche modo la curva debba avere anche questa situazione in qualche modo che è troppo importante nel bilanciamento, nel rapporto tra curva, società, curva e ovviamente i giocatori. I giocatori sono un po' delle vittime certe volte. Qual è il tuo pensiero? Beh, abbiamo visto nelle settimane scorse ciò che è successo a Milano con le 2 curve e tutte le indagini penali su cui si sono sprecate tante di quelle trasmissioni televisive sui canali principali, quindi si parla di omicidi, reati e controllo da parte di una vera e propria industria del crimine, di tutto il traffico e di tutte le attività economiche collegate allo stadio. È chiaro che non parliamo di tifosi come di persone che vanno lì in punta di fioretto e vanno a ricamare frasi d'amore nei confronti dei loro idoli. Sicuramente all'estero c'è un maggiore controllo. Io contesto un po' la situazione che c'è in Italia, perché in Italia ci sono 1000 telecamere, all'estero si preferisce intervenire subito. In Italia invece vengono esaminate e monitorate tutte le immagini, poi se si trova Tizio piuttosto che Caio che ha fatto qualcosa, lo si va a prendere e magari lo si processa o lo si banna dallo stadio a posteriori. Io preferisco invece la situazione inglese, nella quale lo Stato ha un controllo incredibile sulla curva, non ci sono striscioni, non ci sono violenze, non ci sono attività che vengono fatte, ma soprattutto la presenza dello Stato è immediata e ha un controllo assoluto. Da noi non c'è lo Stato nello stadio, nella curva. C'è una presenza che non viene percepita se non a posteriori, a bocce ferme. Io preferisco il modello inglese. Cioè Più volte praticamente mi sono trovato. Sì, prego. Sì, mi sono trovato più volte a vedere gente che urlava nei confronti di un calciatore, magari semplicemente mentre andava a battere il calcio d'angolo, e dopo un po' vedere gli steward prelevare il o i tifosi che avevano osato lanciare improperi contro il giocatore, e sicuramente avranno processato immediatamente e sospeso gli ingressi per anni dei tifosi stessi. Ecco, però, perché tu parli ovviamente di questo processo per direttissima, il giudice è già pronto, no, giusto? Esatto. Con tanto Sì, di sì. prove a processare Vengono subito immediatamente fatte all'interno dello stadio questi all'interno dello processi. stadio. Fa un po' paura, però loro vengono anche dalla situazione degli hooligans e quindi si sono tutti assoggettati a questa regola. Il problema è che quando vanno all'estero, vediamo quando vengono in Italia, diciamo che il venerdì, se c'è una partita al sabato di una nazionale o contro una squadra anglosassone, oppure al martedì o al mercoledì, insomma, la partita precedente, la sera precedente, i navili io ho visto proprio delle scene di gente che si tuffava anche direttamente, cioè bevevano all'inverosimile, spaccavano le fontane a Roma, eccetera, eccetera. Insomma, quindi alla fine da loro sono monitorati in questo modo, da noi dovrebbero, prendendo esempio, non dovrebbero avere... Esattamente. All'atto pratico loro lì non è che siano educati, loro Esatto. lì lo fanno perché sanno che altrimenti verrebbero sanzionati in maniera rigida, mentre da noi si è blandi e Esatto. quindi c'è molta libertà. Sì, diciamo che lì in Inghilterra congelano la cosa.
quindi non puoi muoverti. Da noi invece, vabbè. Senti, il discorso che riguarda la Juventus, sei d'accordo che un po' di fortuna, qualche gol in più, al di là del fatto che Vlahovic è un giocatore un po', diciamo, devi giocare veramente per lui, devi creare un po' una squadra per lui. Hanno tentato negli anni precedenti, quando c'era Di Maria e come si chiama, Pogba, a trovare due giocatori che in qualche modo potessero creare assist assieme anche a Rabiot per Vlahovic. In realtà poi dopo sono implosi tutti, uno fisicamente, l'altro è stato squalificato e Rabiot è l'unico che ha tirato un po' la carretta l'anno scorso. Questa squadra qua è una squadra forse non è molto creativa, sempre il centrocampo è un po' quello che è, molto muscolare, e quindi arrivato a un certo punto i palloni che arrivano a Vlahovic non sono più quelli di quando era alla Fiorentina, dove tutta la squadra giocava per lui e quindi lui era capocannoniere. È un problema di Vlahovic, quindi questo, oppure effettivamente Thiago Motta che non riesce a fargli fare un po' il ruolo del falso 9, che in qualche modo lo faceva anche con Allegri, ma che ha fatto con Zirkzee al Bologna l'anno scorso, dove c'è stata comunque una manovra avvolgente, dove c'è stato un centravanti che aiutava gli inserimenti degli altri. Questo dal punto di vista tecnico. Certo, certo. Allora, dal mio punto di vista, ora sicuramente Allegri starà gongolando per tutte le critiche che ha ricevuto lo scorso anno, e ora la Juventus attuale ha 9-10 punti meno di quelle dello scorso campionato. Detto questo, io penso che l'allenatore debba avere delle proprie idee, però anche la messa a punto della squadra debba tener conto dei giocatori che ha a disposizione. Ora, secondo me c'è stato anche un mercato che, nonostante abbiano speso 200 milioni di euro e passa per giocatori, per 7-8 giocatori che sono comunque tutti nazionali, probabilmente o stanno rendendo meno e quindi in questo caso colpa dei giocatori, o forse il loro acquisto si è rivelato non del tutto positivo. Penso anche a quello che sta, per esempio, alcuni giocatori dimostrando. Cioè, la Juve scorsa aveva Rabiot, che era fortissimo e probabilmente migliore come giocatore, più bravo, più completo di Douglas Luiz. Penso a Nicolussi Caviglia, che sta giocando benissimo nel Venezia e che potrebbe andare in nazionale, che sta rendendo molto di più di Fagioli, su cui evidentemente la Juve ha puntato rinnovandogli il suo contratto, nonostante fosse stato squalificato per 10 mesi per le scommesse. Quindi probabilmente ci sono state delle scelte sbagliate, sono pochi giocatori che hanno reso più di quello che si pensava, e giocatori tipo lo stesso Miners, pagato 60 milioni, 70 di Douglas Luiz, i quasi 40 per Nico Gonzalez, col senno di poi finora hanno sicuramente reso meno del previsto. Quindi non so se appunto il non averli fatto rendere sia stato appunto un errore di Thiago Motta, o perché magari si continua a fare questo confronto fra Zirkzee e Vlahovic, ma sicuramente sono due giocatori che sono ben diversi, per cui non può pensare l'allenatore a utilizzare un giocatore come Vlahovic, che è uno che va in verticale, bravo solo in quell'aspetto, piuttosto come invece giocava lo scorso anno l'attaccante che ora si trova nello United. Sono due giocatori diametralmente opposti, uno va incontro alla palla, l'altro in profondità. Sì, no, si pensa al fatto che appunto l'impostazione di un allenatore in qualche modo ricalchi quella dell'anno scorso da parte appunto di Thiago Motta. Vabbè, quindi questo è il momento un po' difficile, che magari appunto può anche essere superato con un filotto magari di più partite, no? Credo che la prossima partita, anzi andiamo a vedere un attimo il prossimo turno, eccolo qua, il prossimo turno. Gioca la Juventus contro il Monza, quindi è una partita un po' difficilotta, perché
però è più facile rispetto ad altre, ecco, perché in questo periodo il Monza ha anche degli infortunati abbastanza storici, Certo, Pessina, anche se però Gagliardini. se pensiamo le ultime 3 giornate, la Juve si pensava che avrebbe fatto l'unplanned perché ha giocato ieri l'altro ieri ha giocato in casa pareggiando con il Venezia, ultimo in classifica. La domenica precedente aveva pareggiato con il Bologna salvandosi all'ultimo minuto e quella precedente con il Lecce. Si pensava facesse 9 punti, ne ha fatti solo 3. Ne avesse conseguito 3 vittorie, sarebbe lì a fianco all'Atalanta, Napoli e Inter, quindi sarebbe molto più in alto. Sarebbe esattamente, andiamo a vedere un attimo, con 6 punti in più sarebbe a 34, quindi sarebbe a 3 punti, a 3 punti dall'Atalanta. Quindi basterebbe solo questo, ma probabilmente è questo che ancora in qualche modo consente, diciamo, di fare dei ragionamenti giusti sulla Juventus. Io non la do assolutamente per spacciata, anche perché poi se rientrano determinati giocatori, ha dei giocatori in più. Lui anche ha utilizzato dei giovani, li ha lanciati, ha anche cercato di far necessità virtù, visto che ha avuto anche degli infortunati importanti. Aveva, al di là di Bremer, che era un giocatore importantissimo, ma anche Caballa a sinistra, che aveva dato anche una certa importanza sulla fascia. Ecco, Gli allora, infortuni, a mio avviso, li hanno tutti i club, anche l'Inter ha avuto infortuni, sì, il Milan ora c'ha Pulisic, però molte volte i giocatori cosiddetti titolari come Douglas Luiz, abbiamo detto, pagato 70 milioni di euro, non giocava neanche quando era completamente sano e quindi si preferivano altri giocatori, si è detto di Savona, si è detto sì. di tanti altri giovani lanciati dalla Juventus giovanile della Serie C1. Quindi comunque le scelte erano improntate a non l'utilizzo di tanti di questi giocatori che erano stati acquistati. Ecco perché io dico di calciomercato, un mercato che non è stato fruttuoso. Senti, prima di, perché manca ormai una dozzina di minuti, allora un piccolo, usciamo dal calcio, andiamo verso il tennis. Il tuo pensiero riguardo alla vicenda Sinner, no? Che in qualche modo viene un po' il sospetto, in questo momento storico Sinner è fortissimo, tra parentesi c'è il greco, no, l'australiano, come si chiama, Grigors, adesso non mi ricordo, faremo quando lo incontrerò, farà una bolgia, cercherò, questo, quando sento queste cose mi viene in mente quando negli anni 70 c'era Panatta e giocava con l'Italia di Panatta, di Bertolucci e Barazzuti, e quando c'era la partita che veniva ovviamente fatta della nazionale della Coppa Davis, c'era un casino incredibile da parte del pubblico, no? Quindi per cercare, quando c'era Lendl che era fortissimo. Credo che questa sia la dimostrazione che Sinner è di un pianeta incredibile, veramente. Però al di là di questo c'è questa piccola spada di Damocle che sembrerebbe poi alla fine estinguersi in una bolla di sapone, perché cambiano da un po' delle logiche all'interno appunto della normativa della VADA. Qual è il tuo pensiero riguardo a questo? Ma secondo me l'informazione che è passata sui media non è stata un'informazione obiettiva e corretta, tant'è che all'estero è stata la vicenda trattata in maniera diversa. Poi in punto di diritto le normative sono operative non certo con un effetto retroattivo, ma è stata individuata l'entrata in vigore nel 2027, per cui sulla vicenda attuale che riguarda Sinner, sorta ovviamente nel 2024, non c'è nulla a che fare e quindi in punto di diritto non sarebbe applicabile, estensibile una normativa più favorevole al cosiddetto reo, all'atleta, proprio perché comunque è stata introdotta con un'efficacia a decorrere dal 2027. Nelle cause di doping, in punto, la posizione dell'atleta non è comoda, perché ovviamente nel momento in cui viene riscontrata la sua positività, come è stato per Sinner nei suoi 2 controlli fatti il 10 e il 18 marzo, che hanno dato dei valori
leggermente diversi, in quanto dal primo al secondo rilevamento l'organismo aveva smaltito una parte della sua contaminazione, della sua positività, però le autorità hanno riscontrato questa positività, per cui da quel punto di vista sta all'atleta giustificare il motivo per il quale una sostanza vietata, in questo caso parliamo di uno steroide anabolizzante, quindi una sostanza estremamente pericolosa, sia stata trovata all'interno del suo corpo. Le normative in materia di doping intervengono, in primis la ratio di queste norme non è la sanzione dell'atleta, ma quella di tutelare l'atleta, perché sono delle cose estremamente pericolose per la sua salute. E quindi il fatto che le abbiano trovate pone in capo all'atleta questo obbligo di riuscire a dimostrare perché quella sua sostanza, su cui si continua a dire infinitesimale, eccetera, eccetera, ma in realtà se noi prendiamo questi prodotti, questi spray piuttosto che creme, è chiaro che hanno una minima sostanza che è vietata, non sono litri di sostanze che vengono assunte dall'atleta, in questo caso tramite una contaminazione. E poi, per essere punibile, secondo le normative attuali del doping, non occorre soltanto il dolo, ma è sufficiente, come sostiene la WADA, la presenza di una negligenza o di una colpa per rendere punibile l'atleta. Ciò che cambia è la quantificazione della pena. Ecco perché, a mio avviso, la WADA ha fatto un ricorso, a prescindere da tutte quelle linee difensive pubblicate dalla stampa, con questo stucchevole riferimento ai cinesi e tutte le altre cose che venivano sempre puntualmente indicate. Ora, nessuno parla di malafede dell'atleta, però la cosa che voglio dire è che anche una semplice negligenza è punibile. Deve essere può essere punita. Poi sarà l'atleta, se si arriverà al processo, dimostrare che effettivamente ha fatto tutto quello che era in proprio possesso per evitare di incorrere in una responsabilità, pur sapendo che comunque dell'operato dei suoi collaboratori l'atleta risponde. Quindi bisognerà vedere se si arriverà a processo o se invece le parti troveranno un accordo per individuare una pena eventualmente congrua alla situazione, oppure si arriverà al processo. Ho capito, quindi insomma è tutto abbastanza in divenire, no? Quindi non si può intuire una situazione anche del tutto favorevole. La transazione può essere dalle parti portata a termine. Io sono stato 10 anni al TAS di Losanna, in numerose occasioni venivano fatti dei ricorsi, c'era l'attività difensiva e prima ancora di fissare un'udienza mi è capitato che le parti avessero raggiunto un accordo e che quindi in sostanza il tribunale dovesse semplicemente ratificare questo accordo. In altre situazioni durante l'udienza le parti raggiungevano l'accordo, quindi si inizia sempre con il tentativo di conciliazione, che a volte dà esito positivo, altre volte inizia la causa e poi dopo le parti possono chiedere durante l'udienza stessa di poter comunque trovare questo accordo o viceversa arrivarsi al lodo stesso e in questo caso poi sempre dal punto di vista del diritto decidere. Il giudice decide. Vabbè, insomma, speriamo. Dovrebbe essere 3 arbitri probabilmente. Ho capito. Vabbè, quindi no, il problema è che un giocatore del genere rimane fermo per una tot di mesi, se non di più, sarebbe veramente una cosa incredibile. Peccato. Assolutamente. Vediamo un po'. Senti, torniamo sul calcio. Abbiamo le partite del prossimo turno. Hellas Verona-Milan, e qua il Milan va in campo del Verona che si è un po' ringalozzito, ne hai parlato proprio tu. Torino-Bologna. La Verona dei decenni scorsi. Nei decenni scorsi la doppia fatta al Verona, quella del periodo del 73 di Rivera e del 91 di Sacchi.
Va bene, che persa 2-1, quindi con lo scudetto a favore del Napoli. Torino appunto Bologna, anche questa è una bella partita. Genoa Napoli, Lecce Lazio, Roma Parma, Venezia Cagliari, Atalanta Empoli, Monza Juventus, Fiorentina Udinese, Inter Como. Ma direi che sono tutte partite molto interessanti. Vabbè, c'è qualcuno un po' più sulla carta, un po' più facili concettualmente. Penso toccando ferro Inter Como, vabbè, staremo a vedere, ogni partita è sempre molto difficile, quindi Atalanta-Empoli, anche se l'Empoli è una bella La squadra. più difficile fra le grandi la vedrei Genoa-Napoli. Esatto, sta facendo bene Vieira con il cambio di società, si è tranquillizzato un po' tutto l'ambiente, no, però è anche vero che il Napoli ha trovato anche in RS come si dice, un sostituto di Caraseglia che in questo momento qua è out. Quale partita andresti a vedere? Te le faccio vedere di nuovo, se così le rivedi. Sì, era indeciso fra Genoa-Napoli e Hellas Verona-Milan. Genoa-Napoli, ok. Io andrei a vedere Verona-Milan, così un po' mi sprucuglierebbe un po' appunto per quei passati. Vabbè, dai, qua facciamo un po' i tifosi scherzosi, ecco, da questo punto di vista. Senti, parliamo di una situazione positiva con questo allenatore che quando è uscito l'altro giorno dalla partita di Champions, Gasperini, eccolo qua, gongolava. Ha vinto ancora ieri, 10ª partita, mai successo nella storia della vittoria, mai successo nella storia dell'Atalanta. Lui dice, beh, i tifosi sognano, ma noi siamo ancora distanti da quell'obiettivo e non lo vuole neanche pronunciare. Ormai a questo punto Gasperini può far tutto, può dire tutto quello che vuole, però tutti gli diciamo che in qualche modo è una squadra accreditata per lo scudetto assieme all'Inter, al Napoli e vabbè, non so se la Juventus, però la Juventus a seguire. È vero oppure no? Oppure non è ancora, come dice Gasperini, una squadra che può andare a vincere lo scudetto? Beh, l'Atalanta è una squadra solida, la cui vittoria dell'Europa League ha dato un'ulteriore convinzione, un mercato che ogni anno comunque porta a un inizio con grossi cambiamenti, perché non dimentichiamoci che durante l'estate c'è stata la grana famosa di Koopmeiners, che è stato trasferito alla Juve dopo un lungo tira e molla, i vari certificati medici per problemi di, non so, stato d'ansia e quant'altro, immediatamente poi risolti subito dopo il trasferimento. Sono felice per lui. C'era stata la grana Lookman che improvvisamente pareva cedere alle lusinghe del Paris Saint-Germain e quindi per qualche settimana non si è allenato. C'era stato l'infortunio di Scalvini, eppure la società Scamacca anche Scamacca, che poi dopo si è infortunato e quindi hanno acquistato in 2 giorni Retegui. La società è una società solida, ottimamente guidata da un presidente che conosce anche il mondo del calcio e dal suo figlio che all'epoca, quando giocava, aveva avuto modo di conoscere con Dalla Bona quando erano al Chelsea. E poi il direttore sportivo è molto bravo, affiancato anche da Gatti, che è ha lavorato per anni con Sean Sogliano e che quindi è ex giocatore anche lui. Sono tutti professionisti che riescono a cogliere giocatori in un ambiente come quello di Bergamo, che è in grado di valorizzare, pensiamo a De Ketelaere, che sta rendendo molto di più, e quindi sicuramente l'Atalanta ha le possibilità per giocarsela. Poi da qui penso che sarà sempre fino alla fine. Io vedo favorito il Napoli, visto che comunque farà soltanto il campionato, e laddove invece l'Atalanta, l'Inter sono squadre che anche la Juve stessa, che comunque andranno avanti, quantomeno se non nelle prime 8 entreranno sicuramente nella Champions nelle 24, quindi
il periodo in cui si gioca il campionato è quello di marzo, nel quale queste squadre avranno da fare i turni successivi di Champions League, avranno la Supercoppa europea, italiana nei paesi Gennaio, arabi, certo. tanto gennaio. Ci saranno da recuperare poi le partite, perché l'Inter avrà da recuperare non solo la partita con la Fiorentina, ma anche quella col Bologna, che dovrà saltare per appunto partecipare alla Supercoppa. Supercoppa italiana. Quindi ci sarà un periodo di gennaio e febbraio in cui ci saranno una compressione di gare e sarà veramente difficile stare al passo fisicamente per disputare tutte queste gare. Quindi sei d'accordo sul fatto che il Napoli zitto zitto comunque è lì e insomma dovrebbe arrivare abbastanza fino in fondo. Senti, Sì, siamo e poi arrivati. il Napoli ha investito tanto, e poi contesto il fatto che molti dicano ma non ha una bella panchina. Cioè, ragazzi, in panchina c'ha Raspadori, un attaccante italiano, ha Simeone, un grosso attaccante, Foloruscio e Spinazzola, che sono stati fino a pochi mesi fa nella nazionale italiana, Gilmour, che è un nazionale scozzese, Marin, che era titolare in Spagna, quindi ha tanti giocatori che sono veramente forti anche in panchina. Sì, sì, infatti, alla fine riesce, diciamo, basta vedere appunto Neres lì a sinistra. Va Neres, bene, esattamente. siamo arrivati alla fine, colgo l'occasione per salutare Evaristo Cola, che è un direttore sportivo, e Biagio Castagna, Saluto. che appunto anche lui in questo momento si è inserito, Neres anche lui ha scritto in questo momento. Li salutiamo e grazie per aver visto la nostra trasmissione. Io ringrazio Angelo, l'avvocato Angelo Cascella, che è sempre molto gentile nel parlare di calcio e parlare anche di norme con una pertinenza perfetta, è assolutamente anche molto inaccessibile per noi che non siamo della materia e che quindi abbiamo bisogno di avere sempre delle spiegazioni riguardo alle varie sfaccettature. L'ultima cosa velocissima, questo giocatore a cui facciamo un in bocca al lupo, che è Bove, Edoardo Bove, un tuo pensiero, il defibrillatore sottocutaneo che viene messo e che non consente di poter essere un giocatore in Italia o può essere per esempio in Inghilterra, per quale motivo, parlando di norme, ci debba essere questa grossa differenza tra la nostra giurisdizione normativa, insomma? Guarda, tempo fa, quando ci fu il problema con Eriksen, quando tempo dopo ritornò a giocare, segnò anche, io feci un post nel quale evidenziavo questa discrasia, questa contraddizione. Sì. Io non credo, non do tanto adito al fatto che in Italia si sbandieri tanto questa presunta maggiore severità nell'applicazione delle norme a tutela dell'atleta. Non è che noi siamo più bravi degli altri, tuteliamo gli altri, e in tutti gli altri paesi, dall'Inghilterra al Belgio, al Portogallo, nei quali ormai praticamente in tutto il mondo non hanno l'anello al naso e consentono di giocare a questi atleti che hanno subito degli interventi e che quindi giocano con degli apparecchi di ausilio. Io ritengo che la scienza comunque faccia passi avanti quotidianamente, e quindi dobbiamo, a mio avviso, nel rispetto chiaramente della tutela, che sono sicuro che venga ottenuta come obiettivo anche all'estero, io ritengo che dobbiamo prendere esempio da quello che fanno altri paesi, perché mi sembra quasi una sorta di scaricare da responsabilità i medici italiani, e quindi non ci sia un'assunzione di un rischio nel decidere di tener fuori l'atleta. Sì, appunto, perché fanno carriere, io penso a Noam Cucanu che nell'Inter fu dopo operato a spese del presidente Moratti, me lo ricordo, e poi fece una carriera nell'Arsenal, proseguì la carriera fino in fondo, quindi con un'operazione ben precisa. Beh, lo stesso Eriksen, sono passati 3 anni dal suo ritorno, perché l'infortunio, l'infarto fu durante gli europei nel 2021, giugno 2021. È ritornato a gennaio nel Bradford, quindi sono sostanzialmente 3 anni in cui lui avrà fatto un centinaio di partite fra nazionale
Bradford e Manchester United, non denotando il minimo problema. Ecco. Va bene, allora dai, tanti auguri a questi atleti e tanti auguri a all'avvocato Angelo Cascella, perché tra un po' è Natale, quindi insomma noi non so se riusciamo a fare una trasmissione prenatalizia, comunque in ogni caso ci rivediamo i primi di gennaio, nel caso non andiamo tanto distante. Avvocato, grazie per tutto, grazie per aver partecipato a Che Calcio Che Fa. Grazie, tanti auguri e un saluto a chi ci ascolta, grazie ancora. Bene, grazie ancora. Eccoci, siamo arrivati alla fine di questa bella chiacchierata. L'avvocato è sempre molto, molto gentile nel dare appunto i riferimenti tecnici delle varie normative, le varie situazioni, e oltre al fatto che poi è un professionista che ha lavorato e lavora nel campo del calcio proprio a livello sportivo, a contatto con i vari operatori, i vari settori. Quindi è stata una bellissima puntata, io lo ringrazio ancora e noi ci vediamo appunto se riusciamo lunedì prossimo, altrimenti andiamo a gennaio. Non è un problema perché tanto Che Calcio Che Fa fluttua un po' in qualche modo. Grazie ancora per aver partecipato alla visione di Che Calcio Che Fa. Buona serata.